Stefano, domanda per Morosin. Da quando nel 2006 è iscritto al Quirinale Giorgio Napolitano, le spese per la Presidenza del Consiglio, della Presidenza della Repubblica si sarebbero ridotte a 60 milioni di euro. Per il 2012 comunque il budget di spesa si aggira sui 228 milioni di euro, fonti di più, mentre la monarchia britannica è costata ai contribuenti 40 milioni, 49 al secondo posto, eccetera. Alla luce di questi dati impressionanti, Morosin, qualora fosse acclamato primo presidente dello Stato Veneto, di quanti euro avrebbe bisogno per il suo entourage? Ma io credo che l'incarico politico dovrebbe essere a livello istituzionale gratuito. Quando uno ha avuto il rimborso delle spese, io credo che... lei, quando è stato consigliere regionale, riuscì a fare l'avvocato? No, io ho fatto il consigliere regionale a tempo pieno quindi? E ho dovuto, Io dietro che uno stipendio sia giusto. Deve essere proporzionato evidentemente all'impegno che viene svolto e comunque deve essere notevolmente ridotto. Io ritengo che in un momento come questo, chi fa la politica... I 5.000 euro al mese non sono tanti, però li condizionerei alla presenza in aula in commissione. Ecco, la presenza innanzitutto è indispensabile, perché non si può fare politica se non si è dentro all'istituzione, non si può adottare provvedimenti... Due suoi colleghi, Ghedini e Longo, credo che abbiano pochissimo tempo per andare in Parlamento e in commissione. Credo, immagino. Allora, troverei giusto che loro prendessero molto meno di un parlamentare che è sempre presente in aula e in commissione. La soluzione è semplice: bisognerebbe rendere incompatibile la libera professione e qualunque altro impegno lavorativo con l'attività politica istituzionale. Questo risolverebbe ogni difficoltà, ogni residuo dubbio. Purtroppo in Italia non è così e quindi vi sono situazioni anomale. Io credo che in un momento in cui si chiede ai cittadini di assumersi il peso di misure economiche che sono pesantissime, la politica doveva dare, prima dei provvedimenti che sono stati adottati, dei segnali di cambiamento che non ci sono stati. Le spese del Quirinale non sono diminuite, al contrario costa più il Quirinale della regina d'Inghilterra, e questa è una considerazione che non possiamo non fare. Io credo che la gente ormai abbia capito che questa Italia è irriformabile, ecco perché non ha senso andare a Roma, perché da Roma non si cambia nulla. Noi vogliamo un partito solo del territorio, quindi non andremo mai con i nostri rappresentanti ad impegnare qualche sedia al Parlamento romano. Non ci interessa.